Ed eccoci negli studi di Radio Venezia con Tiziano Graziottin per lo Zoom del Gazzettino, e oggi parliamo di una moda aberrante, agghiacciante, triste, non so che aggettivi usare, che viene dagli Stati Uniti. Abbiamo il grosso sospetto che qualcuno la stia vivendo anche a Mestre. Sì, perché abbiamo segnalato proprio sul Gazzettino di oggi due casi che sono capitati a Favaro, di due giovani che sono stati aggrediti per strada senza apparente motivo. Circostanze decisamente simili, dei ragazzi, un minorenne nel primo caso e un ventenne nel secondo, che camminavano per strada, il primo da solo, l'altro era con la razza, e sono stati avvicinati da un ragazzo molto, molto giovane, forse lui stesso minorenne, che ha chiesto qualcosa tipo c'è qualche problema, loro non hanno neanche fatto tempo a rispondere, e sia nel primo caso che nel secondo caso questo ragazzo è partito con un pugno in faccia. Quindi, il fenomeno ha un nome, no? Si chiama KO Game, negli Stati Uniti, ne hanno parlato già alcuni giornali italiani, negli Stati Uniti ha creato diversi casi anche mortali, purtroppo. È una moda delle bande giovanili americane che purtroppo sembra essere arrivata in Italia. Sappiamo che oggi con internet il mondo è praticamente una grande città, e evidentemente qualche ragazzo un po' fuori di testa dei nostri, diciamo mestrino, possiamo supporre, o comunque diciamo che vive a Mestre, ha deciso di replicare, di fare un'emulazione di questo tristissimo e grottesco fenomeno, e appunto adesso staremo a vedere, speriamo non ci siano altri casi, però certamente la dinamica dei due fatti di Favaro è molto simile a quella che viene descritta in tanti casi americani. Certo. E speriamo che parlandone in qualche modo non favoriamo l'emulazione, come è capitato per i sassi dai cavalcavia, no? Speriamo che davvero qualcuno che ci ascolti nel verso giusto, non nel verso sbagliato. Beh, speriamo che chi ci ascolta pensi che la madre degli imbecilli è sempre incinta e che non voglia rivelarsi un imbecille a sua volta. Grazie Tiziano, grazie a tutti voi, e ci rivediamo per lo Zoom del Gazzettino venerdì prossimo.